Vediamo che cosa combino oggi. Benvenuti nel mio canale Dico, Faccio, Creo. Mi chiamo Gabriella. Oggi ho deciso di condividere con voi quello che cucino in questa giornata. Preparerò la colazione, il pranzo e la cena. Per la colazione vi farò vedere una delle colazioni che faccio la mattina, mentre per il pranzo preparerò la ricetta con le melanzane. Io la chiamo questa ricetta pizza di dadi di melanzane, mi piace chiamarla così perché la condisco come fosse una pizza margherita, però anziché mettere la mozzarella metto il formaggio. Guardate l'aspetto, potrebbe sembrare, soprattutto così alla fine, questo piatto magari non si presenta chissà che, però vi garantisco che è gustosissimo. Inoltre è da apprezzare il fatto che, come vedrete, lo cucino in tegame dal doppio fondo, quindi non frigo le melanzane, quindi questo ci fa bene, soprattutto alla nostra età che dobbiamo stare sempre attenti all'alimentazione. Bisogna stare attenti a ciò che si mangia, sì, non possiamo essere più così liberi di mangiare fritture, cose pesanti. Quindi è un piatto capriccioso che ci può soddisfare, quindi andiamo oltre l'aspetto. Spero che vi piaccia se lo fate e magari mi fate sapere, me lo scrivete nei commenti. Prediligo moltissimo le cotture semplici, proprio per evitare le fritture. Farò anche la pasta con i fagioli, però i fagioli mi lascerò aiutare dei fagioli che avevo cucinato prima, che avevo congelato, e quindi metto nella pentola e ho subito questo piatto pronto. Mi basterà soltanto mettere della pasta ed una buonissima zuppetta. La frittata è semplicina. Ho usato dei fagiolini lessi, semplicemente lessi, non fritti, non con sughetti e cose varie. Poi li ho messi nel preparato della frittata. Poi io cuocio, in altri video ho già spiegato, in caso andateli a vedere, e cuocio a fuoco lentissimo, in modo che non ci sia frittura. Quindi la frittata è frittata, sa di frittata, almeno per me. Le pietanze sono buone, però se poi non ci fanno bene, insomma, dobbiamo stare pure attenti. Velocemente questa è la mia colazione, in genere un frutto fresco, poi delle fette biscottate con un po' di marmellata, una noce, qualche mandorla, dei semi di lino e dei semi di girasole, e se ci sono altri semini li mangio un pochino per completare. Frutta secca e semini non debbono mancare. Questo è il tegame e vedete, deve essere con questo doppio fondo, così quando io spengo continua la cottura.
tempo dipenderà dal tipo di pentola, quindi va dagli 8 ai 15 minuti al massimo e questo è il risultato. Avevo già avviato la pentola, l'acqua bolle, quindi prendo i fagioli ancora congelati e li immergo. Dopodiché metto il coperchio e a fuoco lento lascio scongelare. E la pasta è pronta. In genere la frutta la prendo prima dei pasti. E qualche bruschetta magari per chi volesse prendere qualcosa in più, eccola qui. Questi sono i fagiolini con cui ho fatto questa buonissima frittata. Cerco di non fare mancare mai le crudité a tavola. Ricordati di iscriverti al canale Dico Faccio Creo Gabriella, di lasciare un like. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Vi ricordo di sorridere sempre, sempre. Saluti a tutti quanti.